una giornata dedicata a Chiara. Nell'anniversario della morte di Chiara d'Assisi, l'ex convento dei Cappuccini di Santa Margherita Ligure ha deciso di ricordare la santa con gioia e vicinanza. La messa, presieduta dal vescovo Giampio De Vasini, è stata molto partecipata, alternata da momenti di preghiera a numerosi e coinvolgenti canti dell'Accademia di Carlo Tedeschi. Una vita dedicata all'elemosina e alla preghiera, quella di Chiara che, come ricordato dal vescovo De Vasini, giovanissima fonda insieme alla mamma e alle sorelle l'Ordine delle Clarisse per condurre un'esistenza povera di beni sulle orme di Francesco ma ricca di amore verso il prossimo. Qual è il tratto fondamentale della vita spirituale di Chiara d'Assisi? L'amore per i poveri, questo è un frutto di un altro amore. Chiara si è sentita teneramente amata da Cristo Gesù. Al termine della Santa Messa i presenti hanno vissuto un momento conviviale indossando vestiti storici e guardando la proiezione del musical Chiara di Dio realizzato dal regista Tedeschi. Ogni anno abbiamo dedicato questa giornata a Chiara, anche perché io ho scritto un musical dal titolo Chiara di Dio che è stato pensato 12 anni in pianta stabile ad Assisi, con 2 o 3 spettacoli al giorno. Ed è uno spettacolo che ha convertito, che ha sanato tante anime, che ha ispirato molti alla vita religiosa. È stata un'esperienza unica e irripetibile e siamo legatissimi a questo spettacolo.